è una giornata all'insegna delle emozioni, perché tutti torniamo ad emozionarci, tutti torniamo un po' Babbo Natale, forse era il sogno di tanti adulti, e lo facciamo ovviamente con grande responsabilità, perché sotto la barba c'è la mascherina, però insomma ci godiamo le bellezze del Natale. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno lavorato per questo evento, ringrazio la polizia locale, ringrazio gli artisti, ringrazio gli organizzatori, la Corri Treviso, i RID, insomma tutto quell'esercito di persone che ci sta dietro un grande evento e che lavora tanto perché tutto ciò possa avvenire. 1600 iscritti è un numero davvero straordinario per questa prima edizione. Se affrontiamo questo periodo di convivenza con la testa e con la responsabilità, tutto possiamo fare. Se invece pensiamo di affrontarlo in modo leggero, significa che saremo costretti a tornare indietro, ma a questo non vogliamo pensarci, perché la mia comunità ha sempre dimostrato grande spirito di responsabilità. Treviso Christmas Run, la prima edizione. Treviso accoglie 1500 Babbi Natale per colorare la città di rosso e per aprire questo Natale, questi festeggiamenti nella città vestita a festa. Il percorso si snoda per 5 km all'interno del centro storico, passando attraverso tutte le principali tutti i principali allestimenti natalizi che sono stati preparati dall'amministrazione comunale, dai commercianti, dagli artigiani, quindi un modo per far conoscere la città e per farla vedere ancora più bella nel suo vestito migliore. Abbiamo organizzato questa camminata con un doppio fine benefico, Advar Ollus e Fondazione Città della Speranza, quindi la ricerca pediatrica e il sostegno a persone e famiglie malate. Pensiamo che il Natale sia un momento speciale, ma un momento particolare anche per chi è in difficoltà e che vada sostenuto, quindi Treviso ha risposto molto bene, siamo molto felici e quindi oggi stesso saranno fatte le donazioni alle due associazioni. Pronti a destra e a sinistra, occhio, insieme, non una dalla parte dall'altra, bravi, di qua e di là, piano, pronti, l'urlo suona delle donne, Babbo Natali.